Si è svolta stamani al Cupa di Agrigento una conferenza dal tema Medicina da mangiare a cura del dottor Franco Berrino, medico e già direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell'Istituto Nazionale del Tumori di Milano. L'iniziativa durerà anche oggi nel pomeriggio con un incontro con la cittadinanza. Ne abbiamo parlato con Viviana Buscemi della società organizzatrice dell'evento Essence of Sicily. Essence of Sicily è un tour operator, noi organizziamo viaggi di lusso in Sicilia, però negli ultimi anni abbiamo avuto sempre sentito il bisogno di essere coinvolti in qualcosa che andasse un po' al di là del business e quindi l'occasione si è presentata insieme alla Grande Via e al dottor Berrino. Oggi qui all'università, insieme a tutte le scuole superiori di Agrigento, quindi stiamo coinvolgendo i ragazzi delle scuole superiori appunto per lanciare un nuovo messaggio, per fare in modo appunto che i giovani si avvicinino alla corretta alimentazione, a uno stile di vita nuovo che è fondamentale per le nuove generazioni, che oggi non fanno altro che mangiare cibo spazzatura, non fare attività fisica, fumare, bere bibite gassate, quindi questo è il messaggio che vogliamo trasmettere attraverso questa conferenza. Questo non sarà soltanto, questo è soltanto l'inizio, perché da questo momento in poi la Grande Via sarà più presente anche in Sicilia e dunque nei prossimi mesi faremo dei corsi di cucina, faremo dei convegni e altre attività appunto che cerchino di divulgare il più possibile questo messaggio. Per lanciare un messaggio, insomma, per una vita più sana, no? Sì, si tratta soltanto di ritornare alla semplicità, quindi cercare di mangiare il cibo che Madre Natura ci offre, cercare di evitare di mangiare cibi confezionati che troviamo già pronti al supermercato, di fare attività fisica, di tornare a una vita un po' più semplice, insomma.